comes around, you'll see that I can carry the burden of pain. 'Cause that ain't the first time. Oh no, that a man goes the same when I spread my wings to win, racing for life. Love, I'll never be nobody's wife. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e bentrovati ad un'altra puntata di Attenti a quei due. L'odiosissima voce che sentite è quella di Alessandro Branduardi dalla Chiarella e l'altra voce è di Andrea Villa d'Adesio, perché Alessandro Branduardi non lo lascio mai solo. Eccoci qua ancora tutti insieme splendidissimamente per un altro fantasmagorico martedì pomeriggio da passare con Attenti a quei due, e noi puntuali come tutte le settimane siamo qui a rompere le palle a voi che nel panorama universale delle radio decidete di massacrarvi le orecchie ascoltando anche a quest'ora del pomeriggio la nostra Radio Padania Libera, perché ci siamo noi due. Ma come consuetudine, dopo un giorno di pioggia, un giorno di freddo, arrivano Attenti a quei due. Ecco che giornata fantastica, sole, caldo, fuori in cortile anche belle donne, c'è tutto qui a Radio Padania. Quando manca finisce niente. la puntata ci mettiamo qua sotto la magnolia tranquilli con l'ombra, al fresco, ci beviamo una bibita ghiacciata, ci mangiamo uno spuntino. Anzi, a proposito di mangiare, E poi è una meraviglia perché in questa stagione non ci sono neanche le zanzare che rompono le palle. Infatti, però a proposito di mangiare, volevo ringraziare la signora Selli che ha portato. È una signora, un'ascoltatrice di Radio Padania Libera, che questa mattina è stata qua a trovarci presso i nostri studi e ci ha lasciato questa bellissima Sacher che ci siamo mangiati quasi tutta. Sì, mi sono mangiato una bella fettona e molto buona, grazie alla signora Selli. E un grazie a lei non solo perché ci ha portato la torta che abbiamo mangiato e io l'ho apprezzata davvero tanto, ma anche Vincent alla regia vedo che l'ha apprezzata, perché riconosco lo sguardo soddisfatto da dolce. No, la ringraziamo anche perché lei, insieme ad altri volontari, si prende cura di un sacco di cagnolini, cagnoloni anche, randagi che lei trova e li riporta nel rifugio di Gorzone ad Arfuborio Terme, perché insomma è un po' la sua seconda casa, insieme a questi cagnolini e cagnoloni che vediamo nelle fotografie del calendario che ha lasciato qua in radio. Quindi un saluto, un augurio, un ringraziamento non solo perché ci contribuisce a farci passare l'appetito, ma anche perché con il suo lavoro contribuisce a incrementare la parcella del dietologo, certo, del dietista. E insomma, dà anche una mano ai nostri amici animali, che non guasta mai. No, esatto. Ma caro Villa, io, visto che è orario e minuto di ringraziamenti, mi permetto ancora di ringraziare tutti quelli che ti fanno anche a te, che fanno su Facebook e qui in regia e vengono proprio qui a Radio Padania a fare i complimenti per la puntata appunto del 10 febbraio che abbiamo fatto in occasione della giornata del ricordo, e colgo l'occasione per ringraziare anche Guido Colombo, che era stato il nostro ospite, che ci ha aiutati appunto a ripercorrere la storia e quanto era accaduto in quella spiacevole appunto pagina di storia, chiamiamola così. Purtroppo di storia brutta, ma è storia anche quella. Purtroppo. E devo fare anche i complimenti al collega Giulio Cainarca per la puntata di questa mattina di approfondimento che ha fatto sulle quote latte, e vi consiglio tra l'altro di andare a riascoltarvela, come fare a riascoltare le puntate che in questo momento sentite in diretta, ma anche ad esempio Attenti a quei due, dopo al termine del programma potete andare a riascoltarlo. Come si fa? È semplicissimo, è davvero un gioco da ragazzi, lo può fare chiunque. Basta andare su YouTube, cercare il canale di Radio Padania Libera. Quindi scrivete proprio Radio Padania Libera. Sì, nel motore di ricerca scrivete quello e viene fuori il logo di Radio Padania Libera, ci cliccate sopra, si apre la pagina, il canale YouTube di Radio Padania Libera, e lì troverete tutte le puntate che abbiamo registrato in occasione delle puntate, quindi quella di Giulio Cainarca, la nostra, piuttosto che Pellegrin, piuttosto che Marco Pinti,
e potete andare a ritroso, ad esempio, a sentire anche la famosa puntata di cui vi parlavo prima del 10 di febbraio. Quindi il consiglio che vi do appunto è quella di andare a ascoltare quella di questa mattina di Giulio Cainarca, quindi non quella della rassegna stampa, ma quella successiva dalle 10:30 a mezzogiorno. E vi ricordo anche che puntata appunto che è stata fatta sulle quote latte, domani mattina ci sarà la seconda parte di questo importantissimo argomento, e consiglio veramente tutti i militanti e tutti i segretari di sezione, insomma il popolo leghista attivo che magari spesso e volentieri si trova a fare dei gazebi piuttosto che trovarsi, non so, in consiglio comunale o altrove, non lo so, perché vi dà veramente, secondo me, una mano importante a dare una risposta a quegli stupidi che ci accusano che noi siamo quelli che difendiamo degli allevatori, delle persone disoneste. Ecco, in realtà non è così, perché io la storia delle quote latte la conosco molto bene. Purtroppo questa è stata una truffa, in primis nei confronti degli allevatori, ma non meno importante una truffa per tutti i contribuenti, tutti gli italiani, tutti noi, insomma, ecco, perché lo potrete riascoltare appunto su YouTube, oppure domani mattina il proseguo della puntata di questa mattina con Giulio Cainarca alle 10:30 a mezzogiorno. Sì, tra le altre cose, le trasmissioni di Giulio Cainarca sono sempre interessanti perché approfondisce molto gli argomenti, è una trasmissione di riflessione, non è esattamente come Attenti a qui due, che viviamo qua un'ora alla settimana a fare un po' i simpatici giocherelloni. No. Noi siamo i cazzari, lui invece è il professionista, quello serio. Beh, certo, ci vuole quello serio, non è che se ne può fare a meno. Sto cercando di fare le fotografie da mettere su Facebook, ma oggi non è giornata. Non è proprio giornata, è un disastro. Comunque, cosa dire ancora? Io volevo anche salutare e ringraziare tutte le persone che ho avuto modo di incontrare alla manifestazione di Roma sabato scorso. Davvero tantissime persone, ho avuto modo anch'io di passare qualche minuto al gazebo di Radio Padania Liberale. Qualcuno è riuscito a riconoscermi dalla voce, ovviamente saluti anche a te, complimenti tanti ad Attenti a quei due, esatto. E soprattutto i complimenti ai fedelissimi ascoltatori di Radio Padania Libera che anche in quel di Roma non hanno perso l'occasione per venire a salutarci, venire a fare un giro, contribuire anche con un piccolo aiuto per il buon funzionamento della nostra radio e prendere letteralmente d'assalto il gazebo con Sammy Varin, con Alessandro Morelli, con Gabriele Zeggio. Insomma, sotto il gazebo della radio sono passate un po' tutte le persone che vengono qua in settimana a condurre trasmissioni, rubriche e spazi, ma soprattutto abbiamo incontrato una valanga di ascoltatori, tanti ascoltatori anche che non abitano propriamente in Padania, ma ci ascoltano tramite il sito web, perché ricordiamolo che accedendo al sito radiopadania.org è anche possibile ascoltare le trasmissioni di Radio Padania Libera tramite computer e non tramite l'apparecchio radiofonico. Questo è molto utile per chi abita o lavora o comunque ascolta la radio in zone che non sono coperte dal segnale e soprattutto in zone che sono al di fuori di quelli che sono i confini canonici della Padania. Grazie quindi a tutti gli ascoltatori e un in bocca al lupo e un complimento davvero grandissimo a tutti quei militanti che sabato hanno preso il pullman, hanno preso il treno, sono saliti in macchina, oppure i più fighettini hanno preso l'aereo, ma sono comunque venuti a Roma. È stata una manifestazione bellissima. Poi se ne è già parlato anche ai microfoni di Radio Padania ieri, se ne è parlato domenica, c'è stata la diretta sabato, per cui non voglio davvero ripetermi perché è anche inutile e ridondante, però davvero sono stato presente molto volentieri e devo dire che è stata davvero una delle manifestazioni meglio riuscite in assoluto della Lega alle quali io abbia mai partecipato. Al pari di quella di Milano, direi. Sì. C'è da dire una cosa che si è notato. Piazza del Popolo era una piazza più difficile. Ecco. Era una piazza più difficile, e c'è da dire un'altra cosa che non tutti probabilmente hanno detto. Agli ingressi di Piazza del Popolo c'erano i cordoni di polizia, per cui magari qualcuno è anche stato scoraggiato ad entrare. Qualcuno, intendo magari il cittadino romano, il curioso che era in giro, magari voleva avvicinarsi a vedere, vedendo tutto quegli spiego di forze dell'ordine, può darsi che qualcuno si sia un po' intimorito, spaventato, ma la gran parte della massa comunque era lì a gremire Piazza del Popolo. Ho visto un articolo squallido, davvero squallido, che ho letto
stamattina o ieri sera sul Fatto Quotidiano, dove sono state postate delle fotografie della piazza semivuota, e ci credo. E per forza, se la foto l'hanno fatta quando la manifestazione era finita, la gente era andata a casa. Infatti, allora, io sono arrivato in Piazza del Popolo, che era poco prima di mezzogiorno, la manifestazione cominciava alle 3, ed ovviamente se inizia alle 3 e tu arrivi prima di mezzogiorno, è ovvio che non ci sia il pienone, così come è ovvio che il pienone non ci sia più poi un'ora dopo. Poi magari alla conclusione. I romani, adesso io non so le abitudini dei romani, ma magari loro sono abituati a mangiare, non so, alla 1, alle 2. Qui in Padania, se mangia mezzodì, la gente era in viaggio magari alle 5 del mattino, è logico che a mezzogiorno tutti hanno le gambe sotto il tavolo, no? Se fai la foto sulla piazza deve ovvio, non può essere pieno. Ovvio. Comunque tante bandiere, tantissime bandiere della Lega, davvero tante. Ho visto tanti leoni di San Marco, tante bandiere della Lombardia, tante bandiere del Piemonte. Ho visto anche qualche bandiera di movimenti diversi dal nostro, che non sono la Lega. E insomma, questo comunque vuol dire che Matteo Salvini ha davvero una forza, vuol dire che calamita l'elettorato, e non solo. Una moltitudine di persone, magari non necessariamente facenti parte di un gruppo omogeneo, che si riconoscono nelle politiche obiettive, io direi, assolutamente obiettive, vicine al popolo, di buon senso, che Matteo Salvini sta portando avanti insieme alla Lega Nord. Ecco, questo secondo me è la differenza, al di là delle cavolate che ho sentito tanti giornalisti, ma qua i fascisti, bibero. Allora, Matteo Salvini ha messo in campo un progetto molto chiaro, che si articola su determinati aspetti, su determinate cose, economia, agricoltura, commercio, lavoro, eccetera, eccetera, ok? Con tutta evidenza dei partiti, ecco, mi permetto di dire, magari così definiti di estrema destra, che mi è spontaneo quasi dire probabilmente come ideale non sono proprio vicini alla Lega Nord, però riconoscono in questo caso, in questa occasione, Matteo Salvini con la Lega Nord come l'unica forza politica che riesce a dare delle risposte alla gente, Certo. Alla gente. Questa è la differenza tra gli altri partiti che fanno politica per vari motivi, parliamoci, diciamocelo pure, interessi piuttosto che amicizie, piuttosto che seguire ciò che dice la cancelliera o non so chi. Ecco che Matteo Salvini, insieme alla Lega Nord, è vicina al popolo, alla gente, al bisogno degli elettori, al bisogno del tuo vicino di casa, di quello che fa il volontario in ambulanza, certo. E con istanze che sono davvero trasversali, perché a chi accusa comunque Carroccio di essersi appiattito su tematiche di estrema destra, noi rispondiamo tranquillamente che solo la Lega Nord è stata la forza politica che ha combattuto a 360 gradi contro la legge Fornero. E in questo caso, dove erano i sindacati o i partiti di sinistra? Ma hanno fatto 4 ore di sciopero 2 anni fa e basta. Sì, ma non esiste. Cioè, non esiste assolutamente. Se un governo, tanto per dirne uno, Berlusconi, avesse dovuto fare non una roba del genere, la metà della metà avrebbero messo a ferro e fuoco per un mese le piazze di tutta Italia. Di questo ne sono convinto. Comunque tu giustamente dicevi prima, una piazza del popolo gremita anche di militanti con tanto di bandiera e leone di San Marco. Ecco, ricordiamo, io sono molto felice di quanto è avvenuto ieri nel Consiglio federale, dove giustamente Matteo Salvini, a questi microfoni di Radio Padania, ha evidenziato che ieri pomeriggio ha vinto il Veneto. Ha vinto il Veneto perché non ci sono state scissioni, non ci sono stati litigi, non c'è stato niente di tutto ciò che i giornalisti un po' antipatici, ecco, oggi voglio essere moderato, voglio usare dei termini un po' soft, si aspettavano, o meglio speravano, no? Non è andata così, ha vinto il Veneto. E non solo, voglio riprendere un articolo di giornale di questa mattina, dove si dice, il giornale della provincia di Como, Salvini tira dritto, NCD con Renzi nessuna alleanza. Chiaramente queste alleanze si riferiscono a quei luoghi in cui si andrà ad elezioni, quindi le regionali che ci saranno a brevissimo, quindi Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Invece purtroppo c'è qualcun altro che
vorrebbe evidenziare un altro tipo di posizione, ovvero Forza Italia che insiste e chiede no ai diktat, uniti si vince. Il partito d'Alfano indispensabile in campagna. Ecco, Sì, ma in campagna a zappare la terra è indispensabile Alfano, neanche quello forse. guarda, questo qui è veramente l'ennesimo teatro di una repubblichina di secoli fa, a mio avviso, che non ha ragione di esistere nel 2015. Io quasi quasi non so, è una repubblica un po' particolare. È un po' del Menga. Sì? Né? Secondo me sì. Una repubblica del Menga, Un po' forse. del Menga. Secondo me sì. Non si può. Non si può. In una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vakaputanga. L'era una tribù dei Neger del Menga, grande ciula e paladio. Oh Vakaputanga, ma guarda che razza dei Neger del Menga. E il gran capo batteva la lunga e usava sempre in sci. Al gran capo batteva la lunga che piaceva la donna bislunga e che aveva una mia rotonda che la derivava a chi? Oh Vakaputanga, ma guarda che razza di donna del Menga, quella di do, che la se slunga, o se no mi la veri più. E il gran capo batteva la lunga, la fattura un stremissime fionda, la piazzata nel centro Katanga, de la di a destra de Cusafù. La chiama la sua donna rotonda, la piazzata nel fondo della fionda, e da una pesciata tremenda, la manda da finire a Cantù. Oh Vakaputanga, intanto che lavora, sta donna malenga, la fa una stregoneria tremenda, perché Vakaputanga qui che la fa più. In una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vakaputanga, l'era una tribù dei Neger del Menga, questa è una tribù dei Oh Vakaputanga, Eccoci qua, ben rientrati. La voce Siamo che sentite è rientrati. sempre la mia, Alessandro Branduardi, Ragazzi, qui di fianco a me Andrea Villa da siamo Desio. sempre noi due. I casinisti di Radio Padania. Un saluto a tutti, davvero un grande saluto, un forte saluto. Sono contento, sai perché anche Ale? Volevo fare la sceneggiata oggi, no, sceneggiata no, insomma, volevo fare un simpatico simparietto oggi, ma mi sono dimenticato. Ah. Sabato al gazebo di Radio Padania Sì. sono riuscito ad entrare in possesso di una copia del libro di Radio Padania Libera, dove ci siamo anche noi due. Sì. Ce l'ho a casa, è lì, bello, Va tenuta come una reliquia. ma soprattutto questo libro È andato a ruba. preso, è andato a ruba. Bisogna incredibile. prenderlo. È già la per seconda forza. ristampa che va a ruba. Certo, anzi magari organizziamo anche qualche serata di Sì. presentazione in giro. Sì. Se non sono anche noi, è un bel libro. Ne parliamo dopo ancora, magari Sì. nella seconda parte della puntata. Ma adesso attenti a quei due, il martedì per 3 minuti si trasforma in Attenti a voi tre, con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader Vladimiro Poggi. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno a voi tutti, Matti. Grazie. Ciao, Allora, Vladimiro. caro Vladimiro, Ciao Andrea. ho visto, letto su diverse testate, sentito anche telegiornali che ci sono molte in calo in tutta Italia nel 2014, anche a causa della crisi economica che spinge sempre più automobilisti a circolare con mezzi pubblici. L'unica grande città in controtendenza è Milano, più 6,2%, con importi medi rispetto agli altri centri che sono alla lunga superiori. Infatti si parla di 176 euro a contravvenzione. Una posizione decisamente controversa che appunto vogliamo analizzare oggi insieme a te, Vladimiro. Sì, esatto, c'è poco da gioire se si è residenti a Milano, perché, come dicevi giustamente, le multe in tutta Italia sono in calo nel 2014, anche e soprattutto per la crisi economica che costringe molti cittadini
a girare con i mezzi pubblici, il che fa bene anche all'ambiente, ricordiamolo, però voglio dire, Milano è totalmente fuori da questo tipo di discorso. Infatti Milano è la prima città in Italia proprio per le multe combinate. I cittadini milanesi, da alcuni dati segnalati da Il Sole 24 Ore, risultano infatti essere i più tartassati di tutto lo stivale. Il numero di multe date dal comune guidato da Giuliano Pisapia è notevolmente superiore a quelle notificate in tutte le altre città d'Italia. Per il Codacons Lombardo, ricordo che è la maggiore associazione dei consumatori in Lombardia, è ingiusta la prassi posta in essere dal comune, che non è corretto infatti nel trattare i cittadini milanesi come persone di serie B, ma tutti devono essere trattati come tutti gli italiani. Perché? Perché la legge stabilisce, pensate, un termine entro il quale devono essere notificate le multe per una persona le cui immagini vengono catturate, in questo caso dalla telecamera di un'autovelox. Non è corretta invece la prassi del Comune di Milano, che nonostante sappia di essere fuori dai termini, notifica lo stesso la multa, sperando che l'ignaro cittadino paghi e senza opporre resistenza o fare ricorso. Il Comune di Milano dovrebbe iniziare a comportarsi quindi in modo un po' più corretto verso i cittadini, i quali a loro volta saranno addirittura più propensi a collaborare e proprio nell'ultimo caso a pagare le multe regolarmente notificate. Ma non solo. A Milano arriva addirittura una sanatoria, ecco perché molti dall'opposizione a Palazzo Marino hanno parlato di raschiamento del barile, perché la crisi economica che sta salassando da anni le famiglie e le imprese costringe anche gli enti locali a prendere provvedimenti per cercare di raccimolare nuovi fondi. E Milano anche in questo caso si conferma una città guida, perché Equitalia invierà circa 160.000 comunicazioni per conto del Comune di Milano, offrendo la possibilità ai cittadini di pagare le multe ad un prezzo agevolato, chiudendo così i debiti per le sanzioni elevate fino al 31 dicembre del 2004. Pensate, ci saranno dei milanesi che riceveranno a casa una busta di Equitalia, che già di per sé è aberrante, con una multa da pagare che magari è di 9-10 anni fa. Ora, mi dite come si può stabilire la correttezza di questa prassi? E se magari io la multa l'ho nel frattempo pagata e non mi ricordo più dove ho messo la ricevuta, devo tenere una ricevuta di una multa pagata di 10 anni fa? Beh, insomma, cari signori, io capisco che c'è la spending review, capisco che il Comune di Milano sta cercando di salvare il bilancio, ma prendersela ancora una volta coi cittadini non soltanto non è corretto, ma è anche pericoloso per una serena convivenza, perché poi alla fine paga sempre il solito e sappiamo come vanno a finire. Poi ci sono altri cittadini che invece pigliano soldi e portano i capitali all'estero, mentre i poveri cornuti e mazziati milanesi devono continuare a fare salti tripli e quadrupli per sbarcare il lunario. Per il momento è tutto, purtroppo, ma torneremo presto a parlare di queste disavventure amministrative e civiche martedì prossimo con Attenti a quei due. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari.
Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Diamo sonde i venti tuoi, lai da la 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 la, lai da le mie pene consono. Bentornati con Attenti a quei due. Io sono sempre Alessandro Branduardi e io sono sempre Andrea Villa. Buon pomeriggio, ritorniamo in diretta. Salutiamo benvenuti Elisa. Anche a quelli che si sono appena collegati con noi. Giusto, perché a Radio Padania ogni minuto c'è sempre un nuovo ascoltatore. Sì. Tra gli ascoltatori che ci sono in linea salutiamo Elisa Fontana e Igor Ghiotto, che hanno messo like sul mio stato di Facebook. Ho preso solo 2 like stavolta, pochi, c'è anche il mio. No. Ho preso solo, giustamente ricordo, 2 mi piace, solo 2 mi piace. no, sono 3 perché c'è anche il mio, però si vede non che vedo, non è ancora arrivato, solo 2. non lo so. Sono un po' pochi oggi. Salutiamo anche chi ci scrive dalla terra friulana. Friul, per Giove c'erano anche le bandiere friulane a Roma, giusto? È vero. Il problema sai qual è? Che se prima le avessi elencate tutte saremmo qua ancora a dire tutte le bandiere che c'erano. Bene. Salutiamo anche chi molto meno simpaticamente ci scrive: attenti a quei 2 papari o papataci, non lo so, sono ancora sotto cura, tranquillanti. Dopo Roma, città aperta all'odio, sono terrorizzata, dimineralizzata, basta odio. Carla dal Vigevanese. Carla, ti promettiamo che da martedì prossimo ti rimettiamo il tuo bel sottofondo, così i tuoi messaggi saranno letti con l'enfasi che meritano. Salutiamo anche Mario, militante da Monza e Brianza,
che fa chiaramente i complimenti al nostro segretario Matteo Salvini per le sue capacità oratorie e comunicative. Ecco, grazie anche dalla Brianza. Grande Mario da Monza e Brianza. Salutiamo anche Matteo Rivolta e Andrea Dondè. Bravo. Anche loro che hanno messo i like. Vedi che poi a chiamarli like arrivano. Andrea Dondè che ha detto che è a Brescia e non prende un C. Vabbè, la radio fa un po'. Vincent, mettiti là con i manettoni tu e smanetta in modo tale che a Brescia facciamo sentire anche i bresciani la nostra radio. Si è smollato un bullone del ripetitore, bisogna stringere un pochettino. C'è un'applicazione gratuita per iPhone e Android o vero, internet. c'è l'app, io la uso. Esatto. Io la uso, l'ho scaricata sul telefono. Adesso, per chi ci sta guardando in diretta streaming, faccio vedere la schermata del mio telefonino con l'app, che è questa qua, di Radio Padania Libera. C'è il simbolino di Radio Padania Libera, ci cliccate sopra, allora, la scaricate gratuitamente. Non si vede perché c'è il riflesso. Così si vede, eccola qua, guardatela che bella, Radio Padania. Andate sull'App Store, sullo store, insomma, dove in base al telefono che avete, scrivete Radio Padania, vi scaricate l'app e l'ascoltate dove volete, quando volete, comodamente. Scaricabile anche su tablet e iPad, per cui imbarazzo della scelta. Prima di andare alla nostra consueta rubrica, ricordiamo i nostri numeri di telefono, perché al termine della rubrica le linee saranno subito aperte allo 0266203529, mentre invece per mandare i vostri graditissimi SMS il numero è 346 64 277 56. Ripetiamo per chi non aveva carta e penna alla mano. Scrivete per chiamare in diretta 0266 203529. Voilà. Gli SMS invece dovete spedirli al numero 346 64 277 56 e io prometto che prima o poi imparerò a memoria anche il numero degli SMS, perché nonostante sia da 10 anni che vengo qua a fare la radio, non l'ho ancora imparato. Ma via, andiamo con l'angolo cultura e curiosità. Che cosa accadde in quel 3 marzo? Pensate un po', ironia della sorte. Nel 1426 la Repubblica di Venezia dichiara guerra a Milano. Nel 1585 viene inaugurato a Vicenza il Teatro Olimpico progettato da Andrea Palladio. Nel 1857 Francia e Regno Unito, a che però non lo so, dichiarano guerra alla Cina nel 1857. Anche perché era bella lontana, cioè è lontana adesso, era lontana ancora di più all'epoca. Porca paletta. Comunque, nel 1878 la Bulgaria ottiene l'indipendenza dall'impero ottomano. Nel 1904 il Kaiser Guglielmo II di Germania diventa la prima persona ad effettuare una registrazione sonora di un documento politico. Pensate un po', usando il cilindro di Thomas Edison. Invece nel 1905 lo zar Nicola II di Russia accetta la creazione di un'assemblea eletta. Nacque così, indovinate un po', la Duma. Sì, nel 1910 John Davison Rockefeller annuncia il suo ritiro dagli affari per potersi dedicare pienamente alle sue attività filantropiche. Nel 1918 Germania, Austria e Russia firmano il Trattato di Brest-Litovsk, che pone fine al coinvolgimento russo nella Prima Guerra Mondiale e porta all'indipendenza della Finlandia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia. Nel 1924 la Grande Assemblea Nazionale della Costituita Repubblica di Turchia dichiara decaduto l'istituto califfale ed esilia così l'ex sultano ottomano Abdul Mejid II. E via, saltiamo al prochain e andiamo nel 1931. Oui. Quello che state ascoltando
è l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America, che è stato adottato proprio nel 1931. Il giorno 3 marzo. 3 marzo, certo. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous. Pensa un po' che qualche anno prima, se non ricordo male, un paese europeo, forse poteva essere la Finlandia o qualcosa del genere, l'aveva fatto come suo inno. Poi lo abbandonò e gli americani lesti, tracchete che se lo sono preso loro. Mamma mia, Restiamo ancora non negli puoi dissarti un attimo. No, gli americani sono così, Restiamo ancora negli USA perché nel 1933 viene inaugurato il Memoriale Nazionale del Monte Rushmore, il famosissimo monte sito nel Sud Dakota in cui sono scolpiti i 4 volti dei presidenti degli Stati Uniti, Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln, scelti rispettivamente come simboli della nascita, della crescita, dello sviluppo e della conservazione degli Stati Uniti. Curiosità? Il mastro carpentiere è un certo Del Bianco ed era di Meduno, Pordenone. Nel 1939 Gandhi inizia a digiunare per protesta contro il governo autocratico dell'India. Siamo a Bombay. Nel 1944 a Balvano si consuma la sciagura del treno 8017, la più grave sciagura ferroviaria italiana con oltre 500 morti. Pensate un po', periti tutti per asfissia. E adesso invece c'è un momento magico, appassionante, sì. La grande musica di Attenti a quei due che non può mancare, non ci sfugge mai, perché nel 1955 eccolo qua, lo sentite? Lo riconoscete? Inconfondibile, non è lui, potete non riconoscerlo, intramontabile. Non faccio neanche il suo nome perché di sicuro sapete tutti di chi stiamo parlando. Vi dico solo che oggi, nel 1955, lui appare in televisione per la prima volta. Elvis the Pelvis in the Memphis. Grande, numero 1. Nel 1959 Nuri al-Said diventa primo ministro dell'Iraq, pensate un po', per la 14ª volta. Nel 1969 e torniamo negli Stati Uniti, dove in un tribunale di Los Angeles Sheeran, non so se è pronunciato esattamente, sì. Comunque l'uomo che sparò 8 colpi di calibro 22 ammette di aver ucciso il candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, Robert Kennedy, Fitzgerald Kennedy. Nel 1970 viene istituita per decreto legge la provincia di Isernia, per scorporo dalla preesistente provincia di Campobasso. Insomma, parliamo di grandi province con grandi numeri. Nel 1999 Bertrand Piccard e Brian Jones iniziano il loro tentativo riuscito di circumnavigare il globo senza scalo a bordo di una mongolfiera. Mentre invece nel 2002 i cittadini svizzeri votano a favore dell'ingresso della loro nazione nell'ONU. Oggi nel calendario gregoriano si festeggia San Tiziano. Invece il proverbio del giorno è: chi l'è che gasculta a troppa gente al concluda belle niente. Faccio gli auguri alla nostra amica Tiziana Vivian. Che auguri. Ci starà sicuramente ascoltando. Ma linee aperte allora allo 0266203529, argomento libero, liberissimo. Libero. Parliamo di quello che volete, parliamo di Roma, parliamo di quote latte, parliamo di bollette del telefono, di quello che volete. Siamo preparatissimi oggi, poi faremo una figura meschina come al solito. Salutiamo anche Federico Zaffarano che ci ha messo il like, anche bravo, lui. Fede. Voce che potete ascoltare tutte le domeniche alla Catapulta dalle 15 alle 16, sempre su Radio Padania Libera. Qua arrivano, intanto vedo anche un sacco di messaggini, vediamo se riusciamo a leggerne qualcuno.
Intanto vi ripeto ancora il numero di telefono per intervenire in diretta, che è lo 0266203529. Ma prendiamo in diretta la cornetta più veloce del West. Pronto? Pronto, sono io? Sì. Sono Biffi di Bellusco. Ciao! Grande Ciao, Luigi Andrea. Biffi, militante Lega Nord di Bellusco. Ci siamo visti a Roma sabato pomeriggio. E allora È vero. Luigi? Ma È lei? una grande cosa, l'entusiasmo, la partecipazione della gente, quello che abbiamo sentito dal palco, una cosa, tu lo sai che io vado a tutte le manifestazioni, Certo questa che lo è stata so. meravigliosa, proprio. Comunque volevo dire due cosettine che magari la Lega potrebbe combattere e cambiare qualche cosina, no? Per esempio, ma perché non mettiamo il vincolo di mandato, così nessuno salta di qui, salta di là, non ci sono le compravendite, non ci sono i ricatti e tutte queste cose. Quando uno ha il vincolo di mandato, se non è d'accordo se ne va, si presenterà con un altro partito alle prossime elezioni. Oppure, per esempio, la prescrizione. Ma cosa vuol dire la prescrizione? Ci sono paesi che la prescrizione non esiste, quello è ricercato, se lo prendono dopo 60 anni, lo arrestano, gli fanno il processo e va in galera, chiuso. Così tirerebbero via anche certi accordi, magari, non dico corruzione, ma quasi, no? Tra avvocati, giudici che mettono le carte nei cassetti e le tirano fuori quando tutto è prescritto, insomma. Forse la Lega potrebbe aggiungere anche questo per cambiare tante cose in politica e nella giustizia. Perfetto, grazie Luigi. Prendiamo Grazie, la prossima Luigi. telefonata. Pronto? D'accordissimo con quello che ha detto Luigi. Di modo vi do una chicca. Sì. A proposito della manifestazione di sabato, bellissima, con tanta gente, e voi non lo sapete, Berlusconi, quando ha visto tutta quella gente con la manifestazione lì, gli ha dato una pedata allo sgabello che aveva in casa, si è rotto il malleolo. Poverino. Va bene, Padania libera. Sempre. Tanto ne ha due poi comunque, cosa se ne fa? Magari se ne rompe uno, c'è quello di scorta. Avanti il prossimo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao Lisetta, Lisetta da Grate Brianza. Oggi chiamano tanti brianzoli miei conterranei. Oggi Sono è successo contento. un disastro qua nella A4, non so se lo sapete. No. Sì, a Io non lo so. Il pullman zona di Sesto San studenti che andava a Giovanni. Milano di Verona proprio. Sì, è successo quello che è successo, insomma, 10 ambulanze, le soccorso e Sì, tutto il ho resto. sentito che hanno dovuto attivare il sistema delle maxi emergenze del 118. Autostrada bloccata naturalmente, non si sa fino a quando, comunque è Non lo ancora sapevo. bloccata. Ancora adesso? Sì. Capperi. Cavolo, da stamattina. Adesso è intorno alle 10, 10 e mezza il fatto. Ci picchia. Allora io volevo dirvi questo oggi, ragazzi. Sì, Lisetta. Ecco, voglio solo dire che le regioni del nord regalano 100 miliardi, e ripeto 100 miliardi al resto del paese. Se invece osserviamo i risultati delle regioni meridionali, la situazione cambia completamente. Tutte le regioni presentano un residuo fiscale negativo, vale a dire ricevono di più quanto versano, secondo me. Ma il rischio è quello di approfittarsene, ragazzi, soprattutto se lo Stato vuole tagliare i trasferimenti e aumentare le tasse indistintamente, penalizzando i territori virtuosi. Tutto qua, saluti e buon lavoro. Grazie Lisetta. Grazie, Lisetta. Avanti il prossimo. Buon ascolto, pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno. Sono Ciao Torino. Ciao. Certo che quei 100 miliardi, caspita. No, volevo dire che secondo me se si riesce a fare qualche autonomia di altre regioni del nord, la cosa principale è partire con cavi fibra ottica. Diciamo che in Germania sono anni che si stanno costruendo queste linee a cavi speciali di vetro per poter triplicare i dati informatici digitali, insomma, rispetto al cavo di rame. E qui si è interrotto invece alla fine degli anni 90 questo progetto perché sembravano dei soldi sprecati. Ma anche i castelli che faceva costruire il principe di Wittelsbach sembravano soldi buttati. Invece adesso lo Stato bavarese incassa enormi cifre per i turisti che vanno a visitarli, quindi qui si pensa sempre di buttare via i soldi su
su cose invece che sarebbero strategiche, queste delle fibre ottiche. Il futuro sarà della fabbrica elettronica digitale, quindi secondo me quei 100 miliardi farebbero comodo per fare questo progetto. Chiarissimo. Grazie. Grazie per il contributo, ciao, e un saluto a tutta la città di Torino che, nonostante sia amministrata da sempre dalle sinistre, rimane pur sempre una bella città col suo museo egizio e tutto il resto. Degli ascoltatori preparati, Certo, mica dei... Siamo mica radio casa mia, è pronto? Pronto Andrea, sono Sì. Buzzi da Desio. Ciao. Buzzi del Buzzi, ciao. Grande, ciao, Io tutto voglio bene? il libro della radio. Allora, il libro della radio. Me lo porti? Sì, ma tra le altre cose, sabato alla manifestazione, insieme all'Ilaria Preti e anche al Tino Pereo, che era lì anche lui sotto il gazebo, Shortino. starò appunto parlando di organizzare la presentazione del libro a Desio. Adesso è ancora tutto in fase di appunto organizzazione, però mi sa che riusciamo a farcela. Comunque il libro sì, se... No, io ho sentito che ne hai parlato, ho detto magari stasera venivo lì in sede e lo prendevo, ecco. Allora, devo vedere se ce ne sono qua in redazione. No, Non sono ce ne sono. bruciati Comunque, appena completamente. riesco ve lo porto. Siamo già alla terza ristampa, cioè da una parte ci dispiace perché io non l'ho ancora visto, dico la verità, però sono contento perché vuol dire Io che... c'ho anche l'altro numero per quello, per prenotarlo, però ho detto se magari già lì, se era lì disponibile. No. Perfetto, dai. Allora... Va bene, ci vediamo a Desio allora. Ci vediamo stasera. Ok. Grazie, Ok. ciao. Ciao. Allora, ricordiamo anche che questa sera alle ore 21, riunione Lega Nord Desio nella sede di Via Garibaldi 81, come tutti i martedì sera. Per cui se qualche desiano all'ascolto vuole venire lì, benvenuto. Benissimo. Ecco, adesso vi chiedo un'altra volta di prendere carta e penna, quindi carta e penna alla mano, in modo tale che vi posso dare un numero per ricevere il libro di Radio Padania direttamente a casa, quindi senza sbattimenti e senza menate. Potete chiamare il seguente numero. Siete pronti? 333 99 11 98 9. Ripeto, 333 99 11 98 9. E adesso? La trasmissione, come direbbero, credo che a Brescia, Bergamo, quella zona adesso non mi sfugge, le in banda definì è addirittura di arrivo. Sono le 15:53. Vincent, quanti minuti abbiamo? Due minuti che volano in fretta senza neanche rendersene conto. Sì, come avrete sentito, la canzone di sottofondo è una canzone del mitico Lucio Dalla, che in questi giorni ricordiamo. La canzone è 4 marzo 1943, giorno appunto in cui nacque il mitico Lucio Dalla, e purtroppo per tutti noi, visto la grandezza dell'artista, morì il 1 marzo del 2012, quindi sono già 3 anni che Lucio ci ha lasciati, e in questa prima puntata di marzo avevamo veramente il piacere e l'onore di farvi ascoltare questo che forse è uno dei pezzi più emblematici del grande Lucio e più belli. A me poi che piace ascoltare un po', ricordare tutti questi eventi, tutte queste cose, anche se purtroppo a volte sono un pochettino tristi, come in questo caso. E quindi nel borderò di Radio Padania Libera di Attenti a quei due, collezione privata, entra, direi a tambur battente, anche 4 marzo 1943 del mitico Lucio Dalla. Carissimi amici, per oggi, per questo 3 marzo 2015, il nostro tempo a disposizione è veramente terminato. Noi vi ringraziamo per le vostre telefonate, per i vostri messaggi, quelli che abbiamo letto, quelli che non abbiamo letto. Ringraziamo il nostro regista dall'altra parte del vetro, Vincent Di Maio, grazie. Ringraziamo Matteo Salvini che ci dà la possibilità, nonostante la nostra cazzaraggine, di continuare a fare Radio Padania insieme al nostro direttore Alessandro Morelli, che non possiamo evitare di ringraziare ogni tutti volta. Uomini di grande pazienza. Grazie a tutti. E a Ci noi risentiamo non martedì resta prossimo, che lasciarvi giusto? con una raccomandazione, come dice Villa, per martedì prossimo. Mi raccomando, in ogni momento della giornata, da mattino alla serata, da martedì a martedì, voi dovete sempre rimanere attenti a quei due. Mi chiamo
Gesù bambino.